Allora un applauso a Deborah Farina, a tutti gli organizzatori che siamo venuti qui e a voi che siete presenti qua. Noi faremo chiaramente un repertorio un po' misto dal primo album L'Uomo fino alle ultime cose, passando per Milano Calibro 9, e stasera al centro del nostro repertorio c'è tutta la suite dell'album Milano Calibro 9, quello proprio preludio, tema, variazione e canzone del 72, e quello rifatto dal vivo in Giappone nel 2012 e registrato nell'album che si chiama Rosso Rock. È la stessa cosa, sono gli stessi brani, però suonati con una formazione diversa e 40 anni dopo. Cioè, pensate che noi Milano Calibro 9 la suonammo a Roma per il film con Bacalov, con Bardotti, Sergio Bardotti che era il produttore, con Fernando Di Leo che veniva a sbirciarsi perché aveva fretta di chiudere il film, e quindi noi Bacalov stava in ritardo sulla colonna sonora, quindi facemmo questa colonna sonora che entrò nel film, ma fu tutta rifatta a Milano, alla Fonicetra, dove fra l'altro c'è un violinista che poi è diventato famoso dopo, che è Giusto Pio, che fece un assolo di violino all'interno di queste variazioni, e noi la eseguiremo dopo. Al posto del violino ci sarà Papo, e iniziamo con qualcosa di storico, e l'album L'Uomo. The sky. Senza più respiro. emozioni
mi ha già tradito con te. Mi troverai, ti ubriacherò con la tequila ed il rum, alla ricerca del tempo perduto ti ucciderò, Takaboom.
dice le storie da vita e realtà, questa intervista amore, ma che fatica strana è sta società. E la singola fa paura, perciò la gente mi esamina, non ce lo aveva fatto. Stata brava da sola, ogni volta che chiede aiuto nessuno è sola. Io dormo a questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi dello sale da ubriaco. Sto sognando un viaggio alla
sopra un carro senza ruote trascina. Rivederti come sempre siamo tutti qua a Rossine, siamo noi, il poeta assassino e sua santità, tutti tenere amici tuoi. Thank you.